arrivata alla mia età, si fa un po' il bilancio della propria vita e viene da dire, ma io che cosa ho fatto? Mi sento un po' fallita perché non sono riuscita in tante cose. Il mio TFR, per esempio, che fine fa? Dove me lo daranno? Non me lo daranno? Ho un po' di debiti, non mi vergogno a dirlo, ho un po' di debiti alle spalle, quelli che posso onoro, quelli che non posso col tempo provvederò. Però poi penso, ma io questo senso di fallimento che mi sento addosso come persona, ma io veramente, se mi guardo indietro come lavoro, io ho tratto beneficio dal mio lavoro. Allora, io amo il mio lavoro, credo in quello che faccio, cerco di uniformare pensiero, azione e cuore, perché se si ha la completa sinergia di queste, del pensiero, dell'azione e del cuore, allora sì, tu riesci a dare qualcosa. E poi il nostro è un lavoro che non è un semplice dare, ma è un dare e un ricevere, perché qualunque utente, qualunque ragazzo, bambinetto, ti torna indietro quello che tu dai e quindi ti ricompensa emotivamente e affettivamente. E su questo non mi sento una fallita. Hanno tentato, calpestandomi, calpestando la mia dignità, di farmi sentire fallita, di farmi entrare in depressione. Quando dico io, è un io corale, perché parlo a nome di molti miei colleghi, ma non ce l'hanno fatta.